bello ovviamente, è importante giocare queste partite e sicuramente vincerle è sempre più bello, no? Festeggiare e poter festeggiare con i nostri tifosi e tutti insieme. Allora, io credo che noi oggi abbiamo fatto una gran gara. Forse loro sono rimasti un po' sorpresi dalla nostra partenza, molto aggressivi, abbiamo lottato muro difesa, abbiamo toccato tantissimo, abbiamo battuto abbastanza bene. Quando sbagliamo così poco diventiamo insidiosi perché è una squadra, cioè noi siamo una squadra forte. Se invece cominciamo a fare 10, 11, 12 errori a partita, a 7, dopo gli avversari cominciano a crederci. Oggi abbiamo fatto secondo me 2 set molto buoni, la partenza giusto del secondo set è stata sbagliata e quindi questo è il risultato. Vincere porta a vincere, c'è consapevolezza, c'è forza. Io come tanti sono cresciuto con questo club, ci sentiamo più forti, chiunque viene qua sa che il contesto è un contesto bello saldo, convinti di noi stessi, con degli obiettivi in testa e ogni volta ci proviamo. Adesso non so, sì, festeggiamo questa sera perché domani alle 9 partiamo di mattina, io devo studiare quindi mamma mia non ci voglio nemmeno pensare, però questo è il bello del nostro lavoro, lottiamo su tanti fronti, c'è un po' di stanchezza ma ben venga, poi se viene ripagata con queste vittorie siamo contenti, dai. Complimenti a Pietro che ha fatto una bellissima squadra, prima cosa. Seconda cosa, siamo la prima squadra a vincere 4 Coppe Italia consecutive, quindi abbiamo aggiunto un ulteriore record per la Prosecco Doc Conegliano che dedichiamo a tutto il territorio che ci supporta. Grazie prima di tutto, grazie. No, vabbè, il lavoro lo facciamo insieme, lavoriamo in coesione, ognuno con le proprie competenze, quindi è un lavoro di squadra che va avanti ormai da più di 10 anni. E siamo contentissimi perché nonostante la rifondazione siamo già riusciti a ottenere tre trofei quest'anno che era insperato, quindi bene così. Ci mancano altre 2 competizioni, forse le 2 più importanti dopo il mondiale, quindi il campionato e la Champion. Il nostro obiettivo è di cercare di arrivare in fondo a tutto, poi per vincere bisogna star bene, avere fortuna e avere tante cose, ma godiamoci e brindiamo Prosecco Doc a questo traguardo e da domani pensiamo al resto. Obiettivi ne abbiamo tanti ancora, intanto questa sera come ha detto Piero abbiamo battuto il record e di questo siamo iper felici, adesso guardiamo il prossimo.